Ciao a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di C'è di più. Giacomo, svelaci subito qual è la parola di oggi. Ma non lo sapevi tu qual era la parola di oggi? No, ho detto che dovevi dirlo tu. Qual è la parola di oggi, Giacomo? La parola di oggi è progetti. Progetti, benissimo. Se ti chiedessi cos'è per te la parola progetti? Progetti, ma non saprei, mi fa venire in mente la piantina di una casa, di un architetto che progetta comunque una costruzione. Invece a me fa venire in mente un viaggio articolato, un viaggio complesso, un viaggio da progettare. Ma fermiamoci qui e andiamo subito a chiederlo al professor Enrico Rovegno. Ecco, qui abbiamo una parola che è quasi un'eccezione rispetto alla storia delle altre, ci viene dal francese, ma naturalmente in francese projeté viene dal latino, ma è entrata prima nella lingua francese. Pro iacere, gettare avanti, cioè un'azione che riguarda il futuro. Perché se non c'è questa proiezione nel futuro, i progetti sono semplicemente un proposito, un programma, una pianificazione, ma non hanno dentro lo sforzo di prevedere i risultati di questa azione nel futuro. C'è un proverbio variamente attribuito che compare in diversi film che più o meno suona così: se vuoi far ridere Dio, parlagli dei tuoi progetti. Questo perché? Perché la pretesa di avere un controllo sul futuro non è fare un progetto, ma è qualcosa che si avvicina di più alla magia. Invece avere un progetto significa avere una speranza di futuro, senza pretese. Rifiutarsi di avere un progetto sulla nostra vita può essere invece frutto di paura, di rassegnazione. Ricordo quando il giudice del Tribunale dei minori ci chiese, io e mia moglie abbiamo adottato 2 figli negli anni '80, e ci chiese: che progetti avete per questo bambino che volete adottare? Anzi, c'era un questionario da riempire, noi abbiamo risposto: nessuno. Allora, arrivato a questa casella, il giudice alzò gli occhi dal questionario e ci guardò con una certa sorpresa. Come nessun progetto? Sì, volevamo dire, noi non pretendiamo di estendere la nostra ombra sul figlio come un diritto di proprietà. Il figlio farà quello che, a Dio piacendo, vorrà fare. Ora, cioè non considerare il figlio come una proprietà di cui disporre a piacimento faceva parte di una certa mentalità, come se fare appunto un progetto dovesse voler dire inquadrare il futuro, controllarlo in qualche maniera. In effetti, se ci pensiamo, quando i cristiani pregano nella preghiera fondamentale Dio perché faccia la sua volontà, non è che siano fatalisti o rassegnati, ma credono a quello che Gesù promette nel Vangelo, e cioè che
che l'unica volontà, l'unico progetto di Dio per loro sia la vita eterna. Loro ci credono, i cristiani, e comunque è un modo per riconoscere un progetto che può interessarli. Giacomo, oggi ti porto a conoscere dei giovani che aiutano altri giovani, altri ragazzi del loro territorio, del loro paese a sviluppare delle idee che diventano dei progetti o dei progetti che poi diventano appunto delle realtà lavorative. Mi sembra una cosa molto interessante. Sì, è interessante e curiosa, andiamo subito a scoprirlo insieme. Per YLab che cosa significa progetto? Tantissimi giovani si rivolgono a noi desiderosi appunto di portare a compimento un loro progetto, una loro idea. Noi valutiamo sempre attentamente tutti i progetti che ci vengono proposti, finanziandoli anche. Sono pervenute ad oggi a YLab più di 400 domande e 8 progetti start-up oggi sono state finanziate direttamente da YLab. Diciamo, gli elementi sono 3 in prevalenza. Allora, innanzitutto il team, quindi team già presuppone il fatto che non ci sia un singolo ma anche più persone legate al progetto, perché comunque fare azienda è difficile, è complicato e comunque essere da soli non è semplice. Quello che cerchiamo di fare anche con l'incubatore è accompagnare questi ragazzi, però appunto l'ideale è innanzitutto avere un team e anche qualora fosse una persona singola, un amministratore, capire innanzitutto appunto come ragiona, come risolve i problemi, come si pone di fronte a tutte le questioni. Il secondo aspetto sicuramente è il tema del mercato, quindi capire la dimensione del mercato, capire l'interesse da parte appunto del mercato rispetto al prodotto o servizio che viene proposto e chiaramente anche la fattibilità del progetto stesso, perché comunque anche questa a volte non è da dare per scontato. Insomma, il terzo elemento è comunque il vantaggio competitivo. Allora, c'è un team, c'è un mercato, il progetto è fattibile, in che cosa l'azienda si differenzia rispetto ad altri progetti? Quindi tanti giovani, tante idee, tanti progetti. Qual è il segreto per un progetto vincente da un punto di vista umano? Sicuramente ci vuole una dedizione totale al progetto, perché si parla di, diciamo, la necessità di andare sul mercato velocemente, risorse disponibili spesso scarse, soprattutto all'inizio, quindi è importantissimo la tenacia, il voler fare e voler raggiungere l'obiettivo. Non è solamente una questione anche di tempo, cioè devo lavorare 24 ore al progetto, la famiglia, è comunque il fatto di avere la testa sul progetto tendenzialmente sempre. Poi non necessariamente, questo non è che vuol dire che uno lavora per forza il sabato o la domenica, tendenzialmente si lavora molto di più rispetto alla media, non le 8 ore al giorno, però comunque è anche una dedizione qualitativa, diciamo così. Ritornando un po' al tema del progetto dell'alternanza scuola-lavoro, quella che voglio farti conoscere oggi è l'esperienza di una ragazza delle scuole superiori che ha aderito ad un progetto di redazione, un progetto appunto giornalistico. Sembra molto interessante, ma cosa fanno di preciso? Di cosa si occupano? Allora, la sua scuola ha promosso appunto questo progetto che consiste nella realizzazione di una vera e propria redazione giornalistica e nel portare avanti un giornalino scolastico. Vorrei conoscerla. Sì, andiamo!
Che cos'è il progetto Sharing? Il progetto Sharing è un blog della scuola dove i ragazzi possono scrivere e poi pubblicare articoli di vari genere su varie tematiche di cultura, attualità e... Chi sceglie i temi? I temi li sceglie un nostro professore che ci guida in questo progetto che dura vari mesi per poi arrivare a vincere un concorso che è stato vinto dalla scuola e 15 ragazzi devono vincere un concorso per poter andare a Edimburgo 21 giorni a fare alternanza scuola-lavoro. Quindi voi siete una vera e propria redazione? Sì, diciamo che siamo 80 ragazzi divisi in 7 redazioni e ogni redazione ha un nome della settimana e in questo giorno della settimana ogni redazione deve pubblicare un articolo riguardante un vario obiettivo che si è proposto. Gli aspetti positivi sono sicuramente che si imparano varie cose, specialmente per chi è appassionato del settore marketing, mentre invece gli aspetti negativi sono che bisogna trovare un sistema per vedersi costantemente tutti per poter fare un lavoro di squadra. Che cosa ti ha colpito di più del progetto Sharing? Del progetto Sharing mi ha colpito sicuramente il fatto che bisogna comunque lavorare in squadra. Il lavoro di squadra mi è piaciuto moltissimo, anche se ogni tanto abbiamo avuto qualche intoppo, che però siamo riusciti comunque a gestirlo, sedendoci magari a un tavolo e discutendone insieme. Ed è un'altra cosa che ho imparato, che bisogna parlare dei problemi che dobbiamo affrontare e non magari arrabbiarsi subito e scontrarsi contro i nostri compagni, contro i nostri compagni di squadra. E come ti senti? Sei soddisfatta del lavoro che state portando avanti? Sì, sono soddisfattissima perché ho imparato nuove cose che mi interessano molto e anche se non vincerò il concorso perché non è la principale cosa per cui ho partecipato al progetto Sharing, ma bensì imparare appunto qualcosa di più sul settore marketing. Francesca, parlando comunque di alternanza scuola-lavoro e di ragazzi del liceo, mi è venuta in mente una storia. In pratica ci sono dei ragazzi che insieme con i loro compagni di classe hanno studiato e hanno progettato appunto un murales da realizzare proprio per gli altri. E in cosa consiste esattamente? In pratica loro si sono messi lì coordinati dai loro professori, hanno dovuto pensare a cosa disegnare e poi realizzarlo tutti insieme. Ma adesso, prima che tu mi faccia altre domande, ti porto a conoscerli. Il progetto l'abbiamo svolto a scuola con una comunità di socio reinserimento lavorativo. Non è stato per niente facile perché tutti abbiamo idee diverse e lavorare tutti insieme in un pannello è stato molto duro, ci sono state molte divergenze, però alla fine il lavoro ci è piaciuto ed è venuto anche bene, abbiamo visto nella sala e dobbiamo dire che rende. Il lavoro di squadra è difficile ma rende davvero molto. Lo scopo era abbellire la sala da pranzo della comunità, che è un luogo dove si sta insieme, si parla, si mangia, e quindi doveva essere qualcosa che ti spingesse a pensare. Infatti abbiamo fatto un tramonto come una ricrescita. La ricchezza di un lavoro di gruppo, secondo me, è proprio il fatto di collaborare insieme. Sarà più complesso, sarà più difficile perché comunque si fa difficoltà ad andare d'accordo, però sicuramente dà maggiore soddisfazione una volta che abbiamo terminato il lavoro e regala naturalmente molta più soddisfazione. Il segreto per un progetto ben riuscito, a parer mio, è cercare di collaborare sempre senza cercare di avere sempre ragione, o imparare ad ascoltarsi sempre. All'interno di un progetto di gruppo, quanto è difficile partire con un'idea e dover arrivare a un compromesso con le idee degli altri?
È abbastanza difficile perché alla fine ognuno ha davvero un'idea diversa, ma completamente, quindi ci dobbiamo, uno, confrontarci, perché alla fine la base di tutto il lavoro è confrontarci, perché se io non esprimo il mio parere non serve e poi dopo non riesco a fare lavoro. Quindi è abbastanza difficile, però alla fine confrontandoci ce l'abbiamo fatta. E adesso, Giacomo, andiamo a conoscere la storia di una giovane donna che ha trasformato il suo sogno in un vero e proprio progetto, in una vera e propria esperienza lavorativa. Ed è la storia di una ragazza che è diventata stilista. Stilista, ma davvero? Sì, te lo posso assicurare. Andiamo subito ad ascoltare la sua storia. Chi è Maria Chiara Maggi? Maria Chiara Maggi è una giovane donna che da 12 anni persegue un sogno che in questa occasione chiamiamo progetto, e sta cercando, grazie all'aiuto anche di collaboratori, di perseguirlo e di raggiungerlo. È il sogno di un'attività in proprio. 12 anni fa ho iniziato un'attività da libera professionista, da stilista, e da 6 anni ho avuto l'occasione di fondare una casa di moda e di abbigliamento per bambini. In cosa consiste il lavoro di Maria Chiara? La mia giornata tipo, ho una piccola azienda con 5 collaboratrici. Il progetto necessariamente ci deve essere all'inizio di un cammino, di un'impresa in questo caso, però bisogna essere sempre disposti a cambiarlo questo progetto, perché la realtà mette sempre di fronte a cambiamenti, a sfide, e bisogna sempre riprogettare. E qual è il segreto per un buon progetto? Nel mio caso sicuramente è la passione, la determinazione ed essere circondata da persone che hanno creduto in questo progetto, in me, e hanno dato tanto insieme a me per appunto perseguirlo. E come ci si sente a vivere all'interno appunto di un progetto così grande, così importante? Questo progetto è diventato la mia vita e quindi fa proprio parte di me. E devo dire che dopo tanti anni di sacrifici, e i sacrifici continuano ad esserci, la soddisfazione di aver raggiunto comunque dei piccoli traguardi ogni volta è una grande soddisfazione. E quale consiglio ti sentiresti di dare ad un giovane che si avvicina ad intraprendere un progetto simile? Alla base ci deve essere sicuramente la passione, cioè bisogna perseguire un progetto in cui si crede in primis, in prima persona. E ci deve essere sicuramente del talento, ma tantissima voglia di sacrificarsi e di lavorare, e disponibilità, tanto sacrificio. Abbiamo ascoltato fino adesso, Giacomo, storie di ragazzi delle scuole superiori che hanno aderito ai progetti di alternanza scuola-lavoro. Ma adesso passiamo al mondo dell'università, e quella che ti sto per raccontare è la storia di una ragazza che ha aderito al progetto Erasmus. Io credo che l'Erasmus sia un'esperienza fantastica e credo che sia importante ascoltarla per far conoscere questa cosa a persone che non sanno cosa sia. Sì, allora andiamo subito ad ascoltarla, ma aspetta, ti chiedo subito, tu l'hai mai fatto il progetto Erasmus? Andiamo ad ascoltarla.
Come è nata l'idea di partecipare al progetto Erasmus? Allora, in realtà è nato molto spontaneamente, nel senso che a un certo punto è arrivato il bando per il progetto Erasmus e quindi l'idea è stata: ma perché non farlo? A settembre poi ho realizzato che sarei stata per 5 mesi in un posto totalmente diverso, in cui sì, era organizzato, però il progetto iniziale era quello di dare alcuni esami, ma non c'era nulla di sicuro, perché comunque tu vai in un posto totalmente diverso, che parlano una lingua totalmente diversa, con dei compagni, però sei comunque tu da solo. Ed è molto spontanea, quindi è una decisione molto spontanea. Dove sei stata e come ti sei sentita? Come hai vissuto questa esperienza? Allora, io sono stata a Lisboa, quindi a Lisbona in Portogallo, e all'inizio è stato proprio difficile perché qualsiasi cosa sembrava un problema insormontabile, perché comunque sei da solo e quindi tutto è amplificato. Adesso è la mia seconda casa, è veramente uno dei posti più belli al mondo, dove ho conosciuto molte persone, dove ho imparato a conoscermi meglio e dove ho anche pensato a dei progetti futuri che mi hanno permesso di continuare a fare molte cose, che sicuramente la spinta iniziale è stata dal progetto Erasmus. Adesso so che si possono fare molte cose, perché prima comunque c'era molta incertezza per tante cose e adesso mi rendo conto che se una cosa la vuoi fare, la puoi fare. Ti apre il mondo, quindi ti fa conoscere tante culture, ti fa amare tantissimo il posto in cui vivi, perché questo non vuol dire che solo perché ti innamori di un posto vai ad escludere totalmente casa, e penso che non mi fermerò qua, perché adesso so che lo posso fare. Come ogni puntata è giunto il momento di andare a sentire Don Luca che fa dal commento al Vangelo. Bene, allora noi non ci resta che ascoltare. Non ci resta che ascoltare, andiamo. Tu seguimi. Progetto, progettare è una parola bellissima, vuol dire gettare avanti qualcosa, porre obiettivi, darsi degli strumenti. Gesù nel Vangelo più volte fa un riferimento implicito nelle sue parabole a questa esperienza del progettare, quando ad esempio parla della costruzione di una casa sulla sabbia o sulla roccia, oppure quando rivolgendosi a quel giovane pieno di ricchezze suggerisce un progetto diverso per la propria vita. Va, vendi quello che hai e seguimi. Progettare ci parla di sognare, per questo ha a che fare con il futuro. Progetto quando sogno in grande sulla mia vita, quando sono disponibile a fare fatica pur di arrivare ad una meta alta, quando non spengo la mia creatività, la mia originalità in nome del lo fanno tutti o si è sempre fatto così. Progetta solo chi ha coraggio e chi si lascia affascinare dal futuro. Tu seguimi, dice Gesù a Pietro, un invito che arriva dal nuovo, dalla novità, non da un passato chiuso, che apre strade nuove al di là dei cammini già percorsi. Seguire il Signore ha la forma di un morire per rinascere, di un perdere per ritrovare, di un donare per ricevere di nuovo. Progettare, rinnovare e rinnovarsi non è allora una imposizione del tempo, ma una legge dell'amore. Scopriremo che il progetto più grande che compie la propria vita ha un nome e si chiama vocazione. Seguendo il Signore lungo i cammini della storia faremo della nostra vita un capolavoro di bellezza. È questo il progetto, il sogno di Dio per ciascuno di noi. La parola progetti è stata una parola centrale nelle esperienze e nelle vite dei giovani, e così è arrivato il momento di andare ad ascoltare le parole di Don Alberto. Cosa significa la parola progetti?
Progetto significa non andare avanti a caso nella vita, cioè prendere di qui, di là e non sapere veramente a che cosa si tiene. Progetto significa avere un inizio, porsi degli obiettivi e andare verso e quindi una fine. Questo in generale per la nostra vita, ma anche in particolare per responsabilità che possiamo prenderci. Direi che il progetto significa anche essere responsabili di quello che viviamo. Nell'ambito di un progetto si è soli o si è accompagnati, guidati da qualcuno? Beh, innanzitutto possiamo dire che cristianamente non siamo soli, perché il nostro progetto di vita è una risposta a una chiamata, ecco, una chiamata di Dio per la nostra vita. E poi sicuramente anche crescendo scopriamo come spesso nei progetti siamo accompagnati, guidati da altri che ci possono permettere di guardare insieme la rotta verso dove andare. Ecco, direi che la bussola la possiamo tenere noi, ma guidati, ecco, insieme. Giacomo, siamo arrivati alla fine di questo grande viaggio, che abbiamo fatto insieme. È un viaggio che ci ha cambiato tanto, ci ha cresciuto, ci ha arricchito. Sicuramente la cosa che più mi piace in generale a me comunque è incontrare delle persone, sentire le loro storie e cercare poi anche di imparare, di prendere qualcosa da loro. Esatto, è stato un viaggio a tappe e per ogni tappa abbiamo incontrato una parola e una persona, una storia, un'esperienza diversa. Sì, la cosa che più mi ha colpito, ripensando un po' al tutto, è che comunque all'interno del nostro viaggio poi noi abbiamo fatto, anche quando non abbiamo trattato alcune parole, abbiamo fatto comunque in generale esperienza di quelle parole, perché comunque il nostro viaggio alla fine è stata una lunga ricerca e comunque nata da un progetto e abbiamo seguito una certa direzione. Esatto, è stato anche un viaggio complesso, un viaggio che in un certo senso ha fatto sì che facessimo casa, perché abbiamo trascorso tanto tempo insieme. Sì, e comunque ricordiamo che è stata, cioè nel senso, il nostro viaggio è avvenuto grazie comunque al lavoro di squadra. Esatto, un viaggio che non poteva essere tale se non avessimo avuto una direzione. Attraverso molti incontri abbiamo imparato anche comunque ad esplorare la complessità delle cose, a cercare di andare più a fondo, e secondo me questo è stato molto importante e spero che anche a chi ci ha seguiti sia servito. Infatti ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito per averci ascoltato, per aver fatto con noi in un certo senso una parte del viaggio.